Il presepe vivente di Montaperto ad Agrigento ha aperto il nuovo anno con un suggestivo spettacolo delle farfalle luminose organizzato dall'Associazione Cartunia, che ha curato la direzione artistica. Ad accogliere i visitatori un affascinante e luminoso spettacolo che ha coinvolto sia grandi che piccini. Successivamente il duo musicale Christmas Song ha lietato le dolci note del Natale. Quindi dalle 17:30 fino alle 21 dei prossimi giorni, con l'apertura prevista per il 4, 5 e 6 gennaio, sarà possibile visitare il borgo e assistere alle rappresentazioni teatrali, cantare con le musiche della novena e le tradizioni del Natale, degustando pietanze tipiche siciliane e immergersi dentro le vie di uno dei luoghi più belli e suggestivi dell'Agrigentino. Anche per questa edizione particolare, attenzione a chi ha le intolleranze alimentari. Previsto un banchetto di prodotti senza glutine dove sarà possibile degustare pane cunzato e dolcetti. Nelle prossime aperture ad esibirsi saranno gli artisti Elia Bologna con Chiara Placca, La Sciara del Fuoco, Lo Spettacolo del Fuoco, il duo teatrale Graziana Lobrutto e Marcello Montalto, La Sacra Stanchezza, che in queste serate stanno ricevendo i complimenti e i pareri positivi dei tanti visitatori che assistono allo spettacolo. Quindi il duo musicale Christmas Song, il gruppo Novena I Pastori del Natale con la tradizionale ciaramella, previsto anche lo spettacolo di Sabbia Lina e Angelo dal titolo È nato il Re del Re. Dentro la chiesetta antica saranno esposti i presepi creati dalle scuole della città che hanno partecipato al concorso Il mio presepe. Nella piazzetta principale del presepe anche la proiezione di immagini di Montaperto, dei suoi abitanti storici, il presepe vivente organizzato dall'Associazione Socrate di Mario Pardo con il patrocinio del Comune di Agrigento e l'organizzazione del dottor Nino Amato, Monteapertese, DOC, fondatore dell'evento, che invita tutti a venire a Montaperto per vivere le suggestioni del Natale nelle ultime date del 4, 5 e 6 gennaio 2025.